Il sindaco di Cammarata, Giuseppe Mangiapane, comunica che la cabina di regia regionale ha finanziato la realizzazione di un nuovo pozzo artesiano in contrada Serra Canale a Cammarata per un importo di 450.000 euro. È un progetto che perseguiamo da tempo, afferma il sindaco. Finalmente è diventato realtà grazie alla nostra dedizione e lungimiranza. Il nostro è uno dei pochi progetti presentati per un nuovo pozzo completo di indagini geoelettriche e relazione geologica. Un ringraziamento particolare, dice il sindaco, va al dottore Giambrone per il suo prezioso supporto a titolo gratuito negli studi preliminari che portiamo avanti già dal mese di gennaio. È doveroso esprimere gratitudine anche al direttore della Protezione Civile regionale, l'ingegnere Salvo Cocina, al direttore del Lati Idrico Enzo Greco per il loro determinato lavoro nell'affrontare questa terribile emergenza. Un ringraziamento speciale va infine a nome mio e di tutta l'amministrazione comunale al Presidente del Consiglio Francesco Viola, all'assessore regionale Di Mauro che hanno seguito l'iter con impegno e dedizione. Il loro supporto è stato fondamentale per ottenere il finanziamento. È un risultato storico per Cammarata, afferma il sindaco, poiché ci permetterà di assicurare una nuova e preziosa fonte di approvvigionamento idrico particolarmente cruciale visto il ridotto apporto della sorgente San Michele. È un risultato significativo non solo per il nostro comune ma per l'intera provincia alla quale siamo determinati a offrire il nostro sostegno per superare questo complesso periodo di crisi idrica.